mini manovra finanziaria all'Assemblea regionale e il rinvio dell'approvazione definitiva a settembre. L'intervista al capogruppo di Sicilia Futura, Michele Cimino, al microfono di Irene Milisenda. Alla Regione è stata rinviata a settembre la mini manovra finanziaria, ecco quali sono le ultime novità al riguardo? Peccato, devo dire peccato perché si stava facendo un buon lavoro. Sicuramente si proseguirà ormai con la ripresa ai primi di settembre per definire questo testo di legge. Già è stato esitato favorevolmente il finanziamento per le ex province, per i consorzi di comuni, è stato approvato il finanziamento per quanto riguarda i consorzi di bonifica e creare le condizioni per dare un segnale nel pagamento delle risorse idriche per gli agricoltori che provvedono negli investimenti nelle proprie strutture agricole, così come anche altre misure importanti sono state esitate a favore delle scuole paritarie. Adesso è rimasta da votare il tema riguardante le società partecipate, speriamo di poter risolvere anche quest'altro problema ed andare avanti poi con la prossima finanziaria e il prossimo bilancio.